a colpi di pistola, una rissa, l'ennesima degli ultimi mesi scoppiata a Verona. Un 33enne italiano è stato arrestato per tentato omicidio e la violenza in Borgo Milano la scorsa notte. Il giallo di Alex Maragone, effettuati dei prelievi sull'auto del giovane trovato morto sul Piave. I familiari del 25enne di Marcon hanno chiesto agli inquirenti di esaminare alcune macchie sospette. Arriva l'ondata di maltempo che spazzerà via il caldo ma potrebbe portare disagi e danni. Allerta gialla su tutto il territorio regionale da stanotte fino alla serata di lunedì. 18 anni fa hanno perso il figlio Mirko in un incidente. Due genitori di Vigo d'Arzere denunciano l'ennesimo atto vandalico di cui è stata vittima la tomba del figlio. Pitbull scappa di casa, entra in un cortile e sbrana un cagnolino. È successo a Tombolo, da accertare le responsabilità del padrone dell'animale. In 10 anni in Veneto persi quasi 50.000 artigiani tra idraulici, elettricisti e manutentori. L'allarme della CGA di Mestre: se il trend non si inverte in futuro a rischio le riparazioni. Calcio, torna alla Serie A, domani il Venezia fa il suo esordio nella difficile trasferta olimpico contro la Lazio. Mister Di Francesco: bello tornare nella massima serie ma conta il Venezia, dobbiamo dare il massimo per questa maglia. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali che inizia, lo avete sentito, dalla cronaca che arriva da Verona, dove è finita addirittura a colpi di pistola una rissa scoppiata la scorsa notte nel quartiere di Borgo Milano. È l'ennesima peraltro nel capoluogo scaligero degli ultimi mesi. Un 33enne italiano è stato arrestato per tentato omicidio. Un 33enne con una profonda ferita d'arma da taglio da una parte, un giovane straniero raggiunto da un colpo di pistola dall'altra. È questa la scena che si sono trovati di fronte soccorritori e carabinieri della Compagnia di Verona, accorsi su segnalazione di una violenta rissa scoppiata nei pressi di un distributore di benzina con annesso bar in Corso Milano, una delle strade più trafficate del capoluogo scaligero che attraversa l'omonimo quartiere. L'episodio a tarda sera, poco prima delle 23, l'alterco tra due giovani stranieri tra i 25 e i 30 anni e un 33enne italiano. È stato quest'ultimo al culmine della rissa a estrarre una pistola e a fare fuoco contro uno dei rivali, che pur colpito è riuscito a sua volta ad afferrare una lama, un oggetto tagliente, e a reagire ferendo l'altro al torace. L'italiano arrestato è ora piantonato all'ospedale di Borgo Trento con l'accusa di tentato omicidio, mentre l'altro ferito, ricoverato in prognosi riservata in un'altra struttura, il Policlinico di Borgo Roma, non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile e del nucleo investigativo stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto e soprattutto di capire cosa abbia scatenato la furia dei due, in particolare del 33enne, che non ha esitato a sparare. Utili potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Da Verona a Padova per parlare ancora di risse, stavolta tra giovanissimi, anche in questo caso ripetute purtroppo. Lo scontro stavolta nel quartiere Guizza, la sera della vigilia di Ferragosto. Ore 21:30, Piazzale Cuoco alla Guizza si trasforma in un ring. Un gruppetto di ragazzi comincia ad urlare, parolacce, insulti, volano bottiglie, si rincorrono in mezzo alla strada strappando cestini delle immondizie per cercare qualcosa da lanciarsi contro. È la vigilia di Ferragosto a Padova. La scena viene ripresa da una residente che, spaventata, chiama subito la polizia. Ho avuto paura, ci racconta al telefono. Preferisce rimanere anonima perché la preoccupazione è tanta. Non ho mai visto scene di questo tipo, le urla riecheggiavano in strada, a terra c'era un tappeto di vetri pericolosissimi se ci passano bambini e anziani, dice. E a terra, nonostante la pulizia immediata del piazzale, rimangono ancora qualche frammento di bottiglia di birra rotta. I ragazzi sembravano molto giovani, parlavano con un accento straniero, urlavano solo parolacce, ignoti i motivi della lite furibonda. Anche il presidente della consulta di quartiere 4 Sud-Est mercoledì sera stava passando da Piazzale Cuoco proprio nei momenti della rissa. Ho visto anche delle persone sicuramente maggiorenni e si sono, diciamo, per motivi futili attaccati, lanciandosi anche delle bottiglie e spaventando giustamente anche i residenti. E devo anche dire che questo è un episodio veramente occasionale per questa zona qua,
le forze dell'ordine sono intervenute subito. Un evento imprevedibile e occasionale, dice Sanco, che però ha già riferito l'accaduto all'amministrazione comunale. Ovviamente sono cose che non devono succedere. Sulle risposte che possiamo dare come territorio, come consulta, comunque un'attenzione particolare l'abbiamo già chiesta all'amministrazione, che ha sempre avuto comunque, devo dire, una particolare attenzione a questi episodi. Altre risposte come territorio nel presidio cerchiamo di darle, e ho chiesto appunto anche agli assessorati competenti se possono darci una mano anche per presidiare un po' più attentamente il territorio, anche facendo azioni proprio di presenza, anche con spettacoli, con attività nel territorio, per evitare che poi succedano questi momenti di degrado. Sul posto la polizia ha cercato di identificare alcuni dei ragazzi, altri invece si sono dileguati. Le indagini proseguono per chiarire l'accaduto. A Mestre adesso, perché dopo il brutale pestaggio di un giovane, il degrado di via Fogazzaro è tornato in primo piano, con i residenti che chiedono controlli e videosorveglianza. A Mestre sta facendo discutere la nuova profilazione criminale con cui sbandati, per lo più tossicodipendenti, si avvicinano alle potenziali vittime in cerca di denaro contante per l'acquisto di una dose. Si tratta di un'estorsione vera e propria. A darne notizia con grande coraggio Elisabetta il giorno dopo il pestaggio del figlio. Ti dicono o soldi o coltello, cioè è una cosa pazzesca. È un nuovo genere di estorsione che non conoscevo, così da via Piave, cioè a meno di 1 chilometro da via Fogazzaro, Ernesto Rosapepe, da sempre in prima linea contro spaccio e degrado, invita la gente a non cedere alla paura e a comportarsi come Gilberto. Per fortuna no, qua non è ancora successo, perlomeno non ho sentito che sia successo qui. Bisogna avere coraggio di denunciare. Non cedere al ricatto dei malviventi né dei pochi spiccioli da tenere in tasca per tenere a bada i tossicodipendenti, ci dice anche oggi al telefono sempre Elisabetta. Intanto in via Fogazzaro i residenti vivono angosciati per le minacce e intimidazioni che subiscono quotidianamente, raccontano. Bisogna guardarsi attorno, cioè nel senso che quando tu cammini qui devi sempre avere occhi davanti, dietro, accompagnare gli anziani a fare bancomat. Una volta che c'era polizia, che c'erano i carabinieri, che passava, si vedeva, adesso non si vede altro. Cioè gli agenti, i vigili o la polizia o chi per loro devono scendere dalle macchine e camminare. Devono controllare le persone, devono far vedere le divise. A dirci che qui in via Fogazzaro c'è gente pericolosa, anche alcuni cittadini stranieri di loro iniziativa si avvicinano con coraggio alla telecamera. Tante brutte persone qua, brutti vuol dire gente che rubano, vendono droga, e loro gira sempre, non lo so polizia cosa fare. Lunedì prossimo, 19 agosto, Gilberto, il 30enne pestato, subirà l'intervento chirurgico per la frattura multipla al naso e riportata dopo la barbara aggressione denunciata in mattinata in questura. Già fermati e identificati rispettivamente da polizia locale e agenti della questura di Venezia i 2 aggressori, la 19enne marocchina e il 25enne nigeriano, entrambi però già a piede libero, sebbene con una denuncia di lesioni in concorso. E ora il giallo di Alex Marangon. Sono stati effettuati dei prelievi sull'auto del giovane trovato morto sul Piave a inizio luglio. A chiederlo i familiari stessi del 25enne, che hanno chiesto agli inquirenti di esaminare alcune macchie sospette. Noi, la famiglia in particolare, non abbiamo mai parlato di tracce di sangue nell'auto. Abbiamo fatto presente che ci sono delle tracce nell'auto di Alex che vanno esaminate. Poi, se sarà sangue o altra sostanza, lo vedremo. Ancora una volta l'ultima parola spetterà alla scienza. D'altronde la volontà dei familiari di Alex Marangon resta quella di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane scomparso nella notte del 30 giugno scorso dall'abbazia di Vidor nel corso di un rito sciamanico e ritrovato morto 2 giorni dopo su un isolotto a Ciano del Montello. Proprio i genitori hanno notato quelle strane macchie nell'auto, in particolare sul freno a mano, da cui la richiesta di analisi con i carabinieri del reparto scientifico di Treviso, che hanno
effettuato quello che in gergo tecnico si chiama tampone. Sì, quello è stato fatto certamente, adesso verranno analizzati, ci aspettiamo evidentemente un'analisi ritengo con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile, o comunque valuterà poi la procura come farlo, però ancora non si sa che tipo di sostanza sia. Abbiamo chiesto di verificarne la natura, tutto qui. Si tratta dell'ultimo approfondimento chiesto in ordine di tempo dalla famiglia, che nelle settimane scorse aveva indicato anche lo strumento del test sul capello tra i partecipanti al rito, e questo in attesa del responso degli esami tossicologici effettuati sul corpo dello stesso Alex. Sullo sfondo ci sono poi le parole dei due curanderos che attraverso un memoriale scritto stanno redigendo la loro versione attraverso l'avvocato Oscar Palè Sant'Andreu. Ipotesi dell'omicidio senza senso, aveva detto il legale dei due sciamani ai nostri microfoni. Alex si è allontanato da solo. Non vorrei entrare nel merito perché poi tutto questo tipo di confronto credo che non vada fatto sui giornali o sui media, ma vada fatto poi nelle sedi più opportune. Comunque prendiamo atto di quello che dicono e andiamo avanti. Voltiamo pagina, parliamo dell'ondata di maltempo attesa a ore. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione, l'allerta gialla per criticità idrogeologica, per temporali su tutto il territorio regionale. L'avviso vale dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di lunedì. Per quanto riguarda le previsioni, tra la tarda serata di oggi e domani è prevista, lo sapete ormai, una fase di tempo instabile, perturbato, con frequenti precipitazioni, anche temporali forti che interesseranno gran parte della regione, con possibili appunto fenomeni locali intensi. Lunedì permane una circolazione ciclonica che porterà delle precipitazioni diffuse e consistente, anche in questo caso eventuali temporali, soprattutto su pianura e costa, in esaurimento dalla serata. Quindi attenzione, va tenuto conto anche delle condizioni meteo. Perché c'è esodo e controesodo che sta pressando sulla rete autostradale Alto Adriatico. In A4 più di 3.000 transiti ogni ora in direzione Venezia e 2.800 verso Trieste. Anche questo sabato si conferma da bollino nero. Traffico da bollino nero anche oggi lungo la rete autostradale Alto Adriatico, sulla quale si stanno riversando, oltre ai vacanzieri di rientro dalla villeggiatura, anche le nuove partenze, esodo e controesodo. Agosto si sta confermando un mese di fuoco per chi percorre quelle tratte. Verso Trieste e anche in direzione Venezia si registrano chilometri di coda ai caselli e lungo l'autostrada. In mattinata alcune code si sono formate in A4 nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova per l'ingresso in A23, la direttrice che porta verso il confine di Stato. Alle 12 il traffico in A23 risultava sostenuto in entrambe le direzioni, situazione analoga in A57. Nessuna criticità rilevata invece in A28 e A34. In A4 invece si sono registrati in media 3.000 transiti all'ora in direzione Venezia e 2.800 in direzione Trieste. Gli ingressi ai caselli risultano complessivamente in linea con quelli rilevati lo stesso sabato del 2023, ma con un meno 7% all'Isert e un meno 5% a Villesse. In ogni caso un weekend difficile per tutti i viaggiatori costretti a rimanere fermi o a procedere a passo d'uomo in alcuni tratti. Movimentato anche l'Andirivieni alla Tisana, casello utilizzato per raggiungere le località balneari come Lignano Sabbiadoro e Bibione. Gli ingressi segnano un più 16%, 5.500 veicoli, le uscite un più 5%, 6.000 veicoli rispetto a un anno fa. Tornando alla barriera dell'Isert, in uscita da Trieste per immettersi in direzione Venezia, a causa di un casello non funzionante, per velocizzare le operazioni gli stessi addetti delle autostrade consegnano i biglietti a mano agli automobilisti. Si finge cliente ma tenta di rapinare la cassa del negozio. È accaduto a Vicenza, in corso San Felice, dove la reazione inaspettata della titolare ha impedito che il malvivente riuscisse a impadronirsi di tutto l'incasso. Rapina in pieno giorno in un negozio per animali di corso San Felice e Fortunato. Un cliente, fingendosi interessato all'acquisto di qualche articolo, approfitta di un momento di distrazione della titolare, unica presente in quel momento, per dirigersi immediatamente verso la cassa. Sì, praticamente io stavo prendendo un prodotto che mi aveva chiesto, lui fintanto che lo prendevo si è affiancato alla cassa, se l'è aperta e ha sfilato i soldi. Io nel tornare l'ho visto
e mi sono proprio buttata addosso. Ne è nata una veloce colluttazione con la commerciante. Gli spintoni hanno provocato un parapiglia nel negozio. Il rapinatore, confuso dalla reazione, è riuscito ad agguantare qualche banconota prima di uscire di corsa dall'esercizio commerciale. A caldo mi è bollito il sangue, tant'è che mi sono proprio fiondata addosso. Speravo proprio di fermarlo e riprendermi il denaro, e però ha vinto lui. Mi ha proprio strattonata, buttata sulla destra ed è scappato. Qualche idea sulla chi potesse essere? Un tossico sicuramente, aveva un accento italiano ma non di qui, secondo me era più un esterno, però non lo so. Il fatto è successo mercoledì pomeriggio, ma la denuncia è stata presentata alla polizia locale solo successivamente. Un episodio che rappresenta la punta di un iceberg per quanto riguarda la sicurezza del quartiere. Da tempo commercianti e residenti colpiti quotidianamente da soggetti legati allo spaccio di droga denunciano il perenne stato di tensione del quartiere e chiedono provvedimenti efficaci. Sono molto arrabbiata perché è all'ordine del giorno quello che sta succedendo, e per quanto le forze dell'ordine si impegnino ci sentiamo comunque abbandonati. Sono arrabbiata perché in casa nostra loro si prendono il diritto di fare quello che vogliono ed è ora di dire basta. Siamo stanchi, delusi, arrabbiati, ma non di certo molliamo la presa. Rammarico, dolore proprio perché succedono tutti i giorni queste cose, proprio tutti i giorni. Quindi adesso siamo stanchi. Faremo anche un incontro con il questore giovedì e speriamo di avere delle risposte. Qui iniziamo anche a perdere clienti perché hanno paura proprio di venire nella zona, quindi c'è anche questo discorso. Poi si sono impossessati della città queste persone e quindi noi siamo stanchi, la città è nostra e la rivogliamo. E i ladri a Vigo d'Arzere nel Padovano non risparmiano neppure la tomba di un ragazzo morto in un incidente a soli 17 anni. Niente, io vorrei solamente chiedere a queste persone cosa gli spinge a prendere questa cosa da una tomba, qualsiasi, io adesso parlo per mio figlio, ma una qualsiasi tomba, cosa li spinge a prenderla? Ditemi, vi do i soldi, andate a prendervi quello che volete, ma non portate via la roba di mio figlio. Io ogni volta ci sto male. Il dolore lancinante di una madre che ha perso il figlio di 17 anni e da 18 anni deve anche sopportare gli atti di inciviltà di chi ruba i fiori dalla tomba del suo Mirko, morto in un incidente stradale nel 2006 a pochi metri dalla sua casa a Vigo d'Arzere. A parlare è Ornella, che insieme al marito Ettore Fornea ha denunciato l'ennesimo furto, una piccola pianta che era stata portata in cimitero da un ex compagno di scuola di Mirko per ricordare il suo compleanno. Su 18 anni sono 20 volte che hanno portato via piante, angioletti e una volta una sola moto, ma quella, vabbè, capisco, è stato un bambino, ma qui le piante che portano i loro compagni di scuola, che le portano via ogni anno. Se non addirittura 2 volte all'anno. Ettore Fornea, esasperato da questi furti, ha anche provato a installare delle fototrappole. Finché c'era non è sparito nulla. Ho messo delle telecamerine piccoline, invisibili, e non è sparito nulla. Tolte perché abbiamo detto ormai non succede più nulla. Hanno iniziato di nuovo a fare qualcosa, a portare via. Se non è una volta all'anno, sono 2 volte all'anno. Da Natale, Pasqua e ricorrenza del suo compleanno e soprattutto quando le fiorerie chiudono. I furti di fiori in cimitero riguardano anche altre tombe, ma quasi nessuno ha voglia di denunciare, spiega Ettore, che non si arrende a trovare chi da anni vilmente aggiunge dolore al suo dolore. Proverò a fare un'altra cosa, proverò a mettere sotto sorveglianza 24 ore su 24 la tomba di mio figlio, se è possibile. Provo a farlo. È l'ultimo appello che mi resta. Ho trovato un amico, provo a sentire lui. A Tombolo un pitbull ha sbranato un cagnolino dopo essere scappato di casa.
Ha sbranato un piccolo chihuahua che si trovava nel cortile della sua abitazione. L'orrore in via Chiesa a Tombolo, dove un pitbull che si era allontanato da una casa dopo aver vagato per qualche metro è entrato in un cancello pedonale lasciato aperto dai proprietari che stavano rientrando. Notando il piccolo cagnolino che girava nel giardino, si è scagliato contro azzannandolo. Le ferite profonde hanno provocato la morte immediata dell'animale di piccola taglia. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno sentendo i testimoni per ricostruire l'accaduto, da accertare le responsabilità del padrone del pitbull. Economia e lavoro, con l'allarme della CGIA di Mestre, in 10 anni perso più del 20% dei lavoratori artigianali. Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani presenti in Veneto. Stiamo parlando di persone che in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari svolgono un'attività lavorativa prevalentemente manuale e sono iscritti presso l'INPS nella gestione artigiani. Se nel 2012 erano quasi 196.000 unità, rispetto al 2023 la platea complessiva è crollata del 23,4%, meno 45.822 persone, attestandosi su una soglia che supera di poco i 150.000 lavoratori. L'SOS è lanciato dall'ufficio studi della CGIA, che ha elaborato i dati dell'INPS. Ce ne accorgiamo subito quando si rompe la corda della tapparella, abbiamo una perdita di acqua in bagno o non riusciamo ad aprire la porta della nostra abitazione. Non sappiamo a chi rivolgerci. Figuriamoci fra qualche anno, quando il numero di falegnami, degli idraulici, dei fabbri è destinato a diminuire ulteriormente a causa della denatalità. La contrazione del numero degli artigiani si nota anche a occhio nudo, sia in città che in provincia. Sono in via di estinzione tantissime botteghe artigianali, il che cambia anche il paesaggio urbano. Molte attività storiche di famiglia che hanno contraddistinto quartieri, piazze e vie stanno scomparendo. L'invecchiamento della popolazione, l'insufficiente ricambio generazionale e la feroce concorrenza della grande distribuzione, oltre ai cambiamenti dei consumatori che preferiscono spesso l'usa e getta anziché il prodotto fatto a mano. Dobbiamo correre ai ripari investendo di più nella scuola e nella formazione professionale, ridando dignità a molti mestieri che negli ultimi decenni hanno subito una forte svalutazione culturale che ha provocato l'allontanamento dei giovani dal mondo dell'artigianato. Tra le province venete sono Rovigo, meno 31%, Verona, meno 27% e Padova, 24,7%, quelle ad aver subito le flessioni maggiori, mentre Vicenza, Venezia e Treviso, tutte attorno al 20%, hanno subito decurtazioni contenute. Lo sport, il calcio adesso con l'esordio del Venezia domani in Serie A, torna il campionato, gli arancione-neroverdi saranno all'Olimpico contro la Lazio, mister Di Francesco detta la linea, dare il massimo dice per questa maglia. Bello tornare nella massima serie, ma conta solo il Venezia e dare il massimo per questo club e per la nostra maglia. È un discorso che punta dritto e forte sull'appartenenza, quello con cui mister Eusebio Di Francesco carica i suoi alla vigilia della prima giornata di campionato domenica sera all'Olimpico contro la Lazio, fischio d'inizio alle ore 20:45. Il Venezia arriva alla prima partita con diversi giocatori fuori per infortunio. Grande determinazione, furore agonistico, la voglia di fare una partita importante contro una squadra che sicuramente quest'anno darà fastidio alle grandi o perlomeno è una delle pretendenti a poter entrare in Europa. Per quello sarà non una partita facile, ma noi dovremo affrontare col piglio giusto, con la determinazione giusta, perché dobbiamo anche un po' rifarci della sconfitta di Coppa. Ci saranno dunque alcune variazioni rispetto alla partita di Brescia con l'eliminazione della Coppa Italia. La squadra è già desiderosa di riscatto, ma il compito sarà molto duro. Più che novità, sì, potrebbe cambiare un po' la formazione che ha giocato a Brescia, ci sono giocatori squalificati, altri infortunati che non faranno parte della gara, abbiamo reintegrato in questo momento Aps che farà parte insomma, della rosa che partirà per Roma. Però al di là di chi giocherà noi dobbiamo essere squadra, dobbiamo pensare a noi e noi è alla base insomma, dell'inizio di questo campionato e anche del proseguo. Era l'ultimo servizio per questa edizione, come sempre tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.